Buona giornata, ben ritrovati l'appuntamento del mercoledì dedicato alla CGIL. Saluto subito gli ospiti che sono qui con noi quest'oggi. Benvenuti a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e Luigino Tasinato della segreteria della SPI-CGIL di Treviso. Buona giornata. E poi abbiamo in collegamento Monica Giomo, ecco, la vedo nel preview. Buongiorno Monica, dirigente dei CAF del Veneto. Buona giornata e complimenti anche per questo nuovo incarico, insomma, che la vede a dirigere, oltre che il CAF di Treviso, anche quelli del Veneto. Allora, Mauro Visentin, ci stiamo ormai avvicinando alla fine di questo 2023, è un tempo di bilanci, no? Un po' in tutti i settori. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, che bilancio possiamo fare di quest'anno? È un bilancio, come si dice in questi casi, a luci e ombre, però le ombre sono molto più preponderanti delle luci, nel senso che noi tra l'altro arriviamo anche da uno sciopero generale di una settimana fa, arriviamo da un anno di mobilitazioni per sottolineare il tema della capacità, del potere di acquisto degli stipendi, per sottolineare il fatto che la precarietà continua a essere il male oscuro di questo paese e del mondo del lavoro, per sottolineare il fatto che non ci sono investimenti che possano essere come dire, di prospettiva per questo territorio, per quanto riguarda casa nostra, ma se allarghiamo al paese chiaramente non si parla e non ci sono iniziative legate a un rilancio dell'industria, a una politica industriale, non c'è un tema definito sul rilancio del settore del turismo e del commercio. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni che ci vedono ancora col fiato sospeso e da una parte per capire che cosa succede e con come dire, i brividi dall'altra, perché quello che abbiamo passato e quello che ci spetta rispetto a rapporti anche con il fisco eccetera sono del tutto come dire, poco lusinghieri. Allora, io andrei da Monica Giomo ora, perché so che deve lasciarci prima. Quest'oggi come CAF siamo alla fine dell'anno, quindi è tempo di bilanci anche per voi, ma siamo comunque in un periodo che vi vede al termine di un anno davvero molto impegnativo, quello del 2023, e comunque con un numero ancora elevato di persone che vengono nei CAF. Quali sono, diciamo, le prestazioni che vengono maggiormente richieste? Sì, abbiamo ancora parecchio afflusso di cittadini che si rivolgono a noi, più che altro è periodo sicuramente ancora di ISEE per richiedere benefici e sussidi fino al 31/12, è tempo per ancora fare la dichiarazione dei redditi, non naturalmente il 7/30 perché il termine è scaduto con il 30 di settembre, o meglio 2 ottobre quest'anno, è tempo di IMU perché il 16 per chi è ancora titolare e proprietario di immobili c'è ancora il pagamento da assolvere in termini di saldo. E poi è tempo anche di RED, di prestazioni sociali legate ai nostri pensionati che hanno, diciamo, questo adempimento annuale per chi appunto percepisce delle prestazioni integrative e quindi monitorare la situazione reddituale per continuare a percepire i sussidi. Diciamo che è stato un anno impegnativo anche sotto il profilo della dichiarazione dei redditi 7/30, nel senso che abbiamo notato una situazione di cittadini sicuramente con ancora delle difficoltà economiche che si trascinano sicuramente dagli anni passati in cui abbiamo vissuto il Covid e quindi probabilmente la situazione insomma è in ripresa, però non tantissimo. Lo abbiamo visto anche con una crescente, diciamo, platea di soggetti che si sono rivolti anche nel 2023
a chiedere la compilazione dell'ISEE, che ricordo è un servizio gratuito per il cittadino. È una dichiarazione che consente sostanzialmente di poter beneficiare di contributi, benefici, sconti. Ce ne sono alcuni nazionali, ricordo, come quelli legati alle utenze luce, gas e acqua, che vanno in automatico però nel momento in cui ho fatto l'ISEE, quindi ho in mano il mio valore ISEE, che ricordo è dato da un calcolo particolare di redditi e patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico alla data in cui richiedo l'ISEE. Ci sono poi altri sconti che nascono da diciamo un lavoro che viene fatto a livello territoriale insieme alla CGIL, alle confederazioni che operano nel nostro territorio, e quindi lì avete insomma Mauro Visentin, come ad esempio gli accordi sottoscritti con Savno oppure l'Alto Trevigiano Servizi. Cioè auspichiamo che con Piave Servizi si possa poi riprendere anche con il 2024 un accordo. Cosa permette questo, diciamo, lavoro di contrattazione con questi enti? Di poter contribuire ulteriormente, quindi aggiungere un ulteriore sconto sulle fatture di questi fornitori, che sostanzialmente permettono alle famiglie di avere un'ulteriore somma a disposizione per il budget familiare. Quindi diciamo che il lavoro che viene fatto insieme con la Camera del Lavoro, il Sindacato Pensionati, tutto il lavoro che viene fatto anche con i comuni, è un lavoro importante che sicuramente riprenderà nuovamente il suo cammino con gennaio 2024 per riuscire a portare diciamo a beneficio delle famiglie qualche ulteriore contributo. Ecco, siete già pronti allora per il 2024? Sì, direi che siamo già pronti e è già possibile chiaramente prenotare gli appuntamenti sia per l'ISEE ma anche già per la dichiarazione dei redditi, che naturalmente dobbiamo attendere delle tempistiche che ci vengano impartite dall'Agenzia delle Entrate, però solitamente alla volta di aprile possiamo iniziare a elaborare le dichiarazioni dei redditi, che ricordo come 730 abbiamo un periodo lungo fino al 30 settembre, c'è appunto questa possibilità. Per quanto riguarda l'ISEE è già possibile prenotare adesso il proprio appuntamento. I primi mesi dell'anno chiaramente sono quelli che ci vedono maggiormente diciamo carichi di prenotazioni, però posso assicurare che riusciamo a soddisfare insomma tutte le richieste, dando naturalmente una precedenza a coloro i quali hanno delle scadenze ravvicinate o immediate. Quindi se anche l'appuntamento non viene fissato nel mese di gennaio, se la prestazione che viene richiesto, per il quale viene richiesta l'ISEE, non scade a gennaio, non ci sono problemi se anche viene preelaborata la dichiarazione nel mese di febbraio. Noi abbiamo già fatto in modo nel nostro sito www.cgltreviso.it, che è il sito dove ogni cittadino può accedervi e può trovare tutte le informazioni, sia per quanto riguarda il patronato Inca, lo SPI, le categorie, l'organizzazione in generale, compreso il CAF. Cerchiamo di utilizzare anche questo strumento per diciamo mettere a disposizione dei cittadini le liste documenti aggiornate, però chiaramente nel momento in cui una persona passa presso la nostra sede o ci chiama, i nostri operatori sono sicuramente a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie e insomma chiarire se qualche persona ha qualche dubbio, ecco. Certo, meglio comunque prendersi per tempo, almeno per l'ISEE, no? In modo da evitare poi, come era accaduto l'anno scorso, lo ricordiamo bene perché c'era anche tra l'altro questa novità aiutatemi, mi sfugge il nome, quello per i figli, il bonus dei figli. L'assegno unico, ecco, scusate, mi sfuggiva. E quindi l'anno scorso c'era stato un po', no? Un grosso afflusso di persone proprio per questo motivo, perché era richiesto appunto la presentazione dell'ISEE. Vedo che abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Valerio Gianfranco da Tessaldo, in provincia di Treviso. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Io approfitto degli ospiti sindacali che avete, no? Prego. Perché motivo non si copia il sistema tedesco, che i sindacati praticamente tutti questi contributi che danno a pioggia alle aziende
a destra e a sinistra, poi cambia governi, non si ricorda più nessuno. Il sistema tedesco è diverso, il sistema tedesco praticamente i sindacati sono dentro nei consigli di amministrazione delle aziende. Ecco, questo sistema qui in Italia secondo me non... Ecco, volevo una risposta come mai. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata. Mauro Visentin. Allora il tema di entrare nei consigli di amministrazione delle aziende per quanto ci riguarda è un tema che in parte ci vede anche d'accordo e non so quanto d'accordo sono le controparti, i padroni, tanto per chiamarli con il loro nome. E questa è una questione, ma non dipende dal sindacato, dipende dalla legge. Noi ci accontenteremo di poter come dire, fare la contrattazione e di non avere, come dire, concorrenti sleali all'interno della contrattazione, ovvero sia la prima legge che a noi serve, credo, sia quella sulla rappresentanza e la rappresentatività, ovvero sia che si possono sedere al tavolo solo ed esclusivamente quei sindacati che sono veramente rappresentativi. Già là il confronto con le controparti potrebbe avere, come dire, una nota importante e come dire, capace di dare delle prime risposte. L'altro aspetto è quello che purtroppo il governo sta in queste ore massacrando, è la legge sul salario minimo. Anche qua è un elemento di garanzia che ci permetterebbe di avere ognuno dalla propria parte, dal proprio come dire, punto di vista, per cui i lavoratori da una parte, le aziende dall'altra, ci permetterebbe di avere un tipo di contrattazione che comunque parte da un livello che è quello di dignità del salario del lavoratore. Questo ci permetterebbe di fare dei passi in avanti. Dopodiché io credo che per strutturare la rappresentanza dentro dei consigli di amministrazione ci vogliono anche le imprese con i consigli di amministrazione e noi siamo in una patria invece dove c'è il piccolo e il piccolissimo, dove i consigli di amministrazione non esistono, esiste quando va bene uno o due soci che sono i titolari dell'azienda e diventa difficile discutere con uno o due soci in maniera strutturata e in maniera capillare. Ecco, per quanto riguarda lo SPI CGIL, anche questo 2023 che si sta per concludere è stato un anno molto, molto impegnativo, no? Che vi ha visti appunto impegnati su tanti fronti, a partire ovviamente da quello delle pensioni, da quello caldissimo possiamo dire delle pensioni. Sì, noi come sindacato pensionati abbiamo fatto tutto quello che è, come dire, nelle nostre possibilità per affrontare una situazione che non era sicuramente delle migliori. Tutto quello che diceva prima Mauro rispetto alla situazione economica del Paese si riflette in maniera ancora più consistente su quel settore di fragilità che sono i pensionati, nel senso che il pensionato non ha la contrattazione, non ha la possibilità di andare a contrattare col datore di lavoro per recuperare eventuali costi che ha di più nel costo della vita, eccetera. Il pensionato ha la pensione, la quale viene definita quando va in pensione e poi se salta quel meccanismo di garanzia che è l'adeguamento della pensione all'inflazione, il risultato è semplicemente che si abbassa il valore, il potere d'acquisto della pensione, come se mi abbassassero lo stipendio se stessi lavorando. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata a fine 2022 e inizio 2023 di come dire, combattere questa idea che c'è nel governo e c'è in questo governo, non c'era negli altri, forse c'era quando avevamo i momenti bui del periodo di Monti, ma poi in qualche modo questa idea era stata superata, quella di far cassa sulle pensioni non dando l'adeguamento al costo della vita. Con i governi precedenti, compreso l'ultimo di Draghi, si era arrivati a un accordo, a una legge che diceva che le pensioni vanno rivalutate in base al costo della vita. È arrivato questo governo e
con un blitz alla fine dell'anno 2022 ha deciso che le pensioni non sono tutte uguali e che quindi chi ha la pensione un pochino più alta, non la pensione d'oro, un pochino più alta vuol dire i 1.500-1.600 euro al mese, perché ha versato i contributi, perché ha pagato una vita di contributi facendo un patto con lo Stato, ha deciso che quelli non devono avere l'aumento della pensione, che ripeto non è un aumento, è un adeguamento, e quindi di fatto negando questo aumento ha abbassato la pensione di queste persone, che ha tolto un diritto, perché avendo versato i contributi c'è il diritto. Quindi siamo intervenuti anche su questo, abbiamo cercato di come dire, mediare su questa cosa limitando i danni e nel frattempo avevamo tutto il resto, che però vedo che avevamo tutto il resto da fare, che lo dico dopo, insomma. Che lo dice dopo perché la regia ci ha acceso le luci della telefonata. C'è qualcuno che ci chiama da casa. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono signora Milena da Treviso. Buongiorno Milena. Io volevo fare una domanda a questo signore sindacato. Sì. Allora, io sono una pensionata, ho 500 soltanto perché ho rincurato persone e mi sono trovata con poche cose di lavoro. Ok, cerco di farla ragionare, cerco di farla andare. Allora, io volevo chiedere perché non si torna a mettere in atto l'articolo 18 che ai nostri tempi abbiamo scioperato per avere il diritto del posto di lavoro? Punto di domanda, che quando è andato su Monti e Berlusconi hanno tolto tutto e non cambierà niente, invece è cambiato enormemente la fine del mondo. Le grandi multinazionali ci frenano e ci bloccano tutto perché vengono qua, lavorano, fanno e poi partono un'altra parte perché c'è più guadagno. Seconda cosa, perché dobbiamo pagare le tasse sulla pensione che abbiamo già pagato a quel tempo? Punto di domanda. E l'articolo 18 è necessario per tutti, non ciato e babe che parlate e fate brigate. L'articolo 18 che abbiamo costituito noi quando avevamo 16-17 anni siamo andati a lavorare. Porca che miseria, quello ci vuole. Diritto al posto di lavoro, ognuno lavora con le sue responsabilità. Non mandare adesso è finita, butto qua, metto là 9 euro, 10 euro, 15 euro e ogni volta licenziano e riassumono altre persone e siamo a capo di prima e nessuno mangia qui in Italia. Ma non capite che state sbagliando tutto? Arrivederci e grazie. Grazie Mirella, davvero agguerrita su questi due temi. Risponderemo subito a Mirella, però mi chiedeva, perché poi appunto deve andare via, Monica Giomo voleva aggiungere un paio di cose. No? Prego Monica. Sì, volevo ricordare che abbiamo sempre sentito parlare di reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, che non l'abbiamo citato, e siamo in chiusura, nel senso che con il 31/12 di fatto non sentiremo più parlare appunto di reddito di cittadinanza, ma abbiamo già iniziato a sentir parlare di assegno di inclusione, perché di fatto con gennaio 2024 l'RDC viene sostituito dall'assegno di inclusione. Si è aggiunto anche uno strumento aggiuntivo che è appunto il supporto formazione e lavoro, che è pari a 350 euro ed è partito da settembre, che è un contributo che viene dato ai soggetti per appunto un'attività di formazione. Ecco, ricordo a queste persone che avessero necessità di avere appunto la compilazione della domanda, che da gennaio siamo naturalmente disponibili anche per questo tipo di prestazione. Volevo ricordare poi anche, visto che stanno arrivando, perché noi in questo periodo stiamo gestendo i controlli che ci arrivano dall'Agenzia delle Entrate sulla compilazione delle dichiarazioni dei redditi che predisponiamo per i cittadini che si rivolgono a noi. Ecco, se dovesse arrivare, questo vale sia da parte dell'Agenzia Entrate piuttosto che eventualmente da qualsiasi altro ente, una raccomandata da ritirare in posta, di andarla a ritirare, perché se eventualmente l'Agenzia chiede direttamente al cittadino della documentazione, siamo ancora in una fase bonaria, quindi portandola a noi intermediari raccogliamo quello che serve e la trasmettiamo all'Agenzia Entrate. Questo blocca di fatto un proseguo di passaggi che potrebbero portare a un avviso di accertamento o a una cartella esattoriale, ancora peggio, dovendo poi magari farsi carico di sanzioni e interessi molto più alti. Ecco, quindi il suggerimento è di andare in posta a ritirarla.
Grazie certo, mille. anche questo allora è molto importante. Grazie a Monica Giomo, la salutiamo, allora grazie per essere stata con noi e buon lavoro. Noi torniamo alle questioni sollevate dalla signora Mirella, no? Che c'è dalla nostra ascoltatrice, articolo 18 e tasse sulle pensioni. Sull'articolo 18 posso solo ringraziare Mirella che ci ricorda ogni tanto, come dire, che le conquiste fatte dai lavoratori negli anni non sono purtroppo per sempre e che vanno presidiate, cosa che noi abbiamo fatto e penso Mirella fosse stata una di quelle in piazza con noi quando noi abbiamo scioperato e manifestato per la difesa dell'articolo 18. Che ricordo non lo decide il sindacato se viene tolto o viene messo dentro una legge, ma lo decide un Parlamento e un governo. E nella fattispecie l'articolo 18 è stato prima scalfitto dal governo Monti e dopo ucciso, assassinato dal governo Renzi. Aumentando la precarietà, perché di questo si tratta, e Mirella ha visto giusto quando diceva che se uno è precario, se uno non gli viene rinnovato il contratto è ricattabile e non può chiedere gli aumenti e si fa fatica a fare la contrattazione, perché è chiaro che se uno deve scegliere tra mantenersi il posto di lavoro anche con uno stipendio basso o lottare per avere lo stipendio sapendo che domani, perché ha scioperato o perché ha chiesto di più al proprio datore di lavoro, il suo contratto non viene più rinnovato, è ovvio che quel lavoratore è un lavoratore ricattabile e il sindacato nel suo contesto è più debole. Questo è quello che è successo in questi anni e per questo noi abbiamo, come dire, delle contrattazioni anche molto difficilmente rinnovabili. Per cui io penso che bisogna andare di nuovo in quella direzione, bisogna andare in direzione ancora nel rimettere diritti dentro i luoghi di lavoro, a partire dalle questioni normative, dall'articolo 18, ma non solo. Io ricordo che non ci sono stati gli assassini attraverso il governo Monti e attraverso il governo Renzi, ma anche il governo Meloni ha fatto un ulteriore assassinio, perché ha reintrodotto il 1° maggio, proprio in barba anche alla festa del 1° maggio, la precarietà, allargando la precarietà nei luoghi di lavoro che era stata delimitata dal decreto dignità del governo precedente, e soprattutto i voucher, ovvero sia ti pago col buono. E il buono ti deve bastare per tutto e quel buono contiene contributi, tredicesima, ferie, malattia, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, per cui io penso che noi dobbiamo rimettere al centro il lavoro e i diritti e la dignità del lavoro, e questo lo possiamo fare se, come dire, siamo forti, uniti e mi auguro insomma che si riesca a farlo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Ecco Tasinato, altra questione che sollevava la signora è quella delle pensioni e delle tasse, no? sulle pensioni. Allora, la questione delle tasse è una questione generale che non riguarda solo le pensioni, nel senso che nel Paese i redditi, da qualunque fonte derivino, sono tassati. Poi c'è un'anomalia che dirò dopo, che sono tassati diversamente in base al tipo di reddito, e questo è un errore. Però il fatto che i redditi siano tassati è una regola che ci siamo dati. Possiamo anche cambiarla, nel senso che si può anche decidere che le pensioni non sono tassate come in Germania, o sono tassate poco. Però guardate che il meccanismo non è, come dire, generativo, nel senso che quando io accantono i contributi sulla mia busta paga, li accantono all'ordo, cioè non ci pago le tasse, li metto accantonati all'INPS, mi rendono la pensione in base all'ordo e poi quando prendo la pensione pago le tasse. Se facciamo il contrario, alla fine viene fuori lo stesso risultato, perché le tasse le pago all'inizio, accantono al netto e mi rende la pensione netta. Cioè non è che cambia di molto, il meccanismo fiscale è questo, Monica probabilmente lo poteva spiegare meglio, ma il meccanismo fiscale è questo. Dov'è che sta l'inghippo?
L'inghippo sta sul fatto che in questo paese, per una serie di anomalie, le pensioni sono tassate di più degli altri redditi, del reddito da lavoro dipendente, perché basti pensare solo al sistema delle detrazioni. Quando tu decidi che fai il bonus Renzi, per esempio, e dai 80 euro al mese di sconto sulle tasse al dipendente, vuol dire che decidi che il dipendente paga 80 euro in meno di tasse rispetto al pensionato, che non ha le detrazioni. Oppure quando decidi che il lavoro autonomo paga il 15% e il lavoro dipendente o le pensioni pagano il 40, il 38, il 35, vuol dire che stai facendo una cosa che, cioè facendo una diversità di trattamento fra, ecco, questo è quello sbagliato, perché il meccanismo del non pagare le tasse sulle pensioni porterebbe alla fine allo stesso identico risultato. Ecco, allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Restate con noi, vi ricordo naturalmente da casa che potete telefonare per partecipare alla discussione al numero che vedete in sovraimpressione. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, spazio dedicato alla CGIL, qui con me in studio Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e Luigino Tasinato della segreteria SPI-CGIL di Treviso. Allora, prima della pubblicità, Tasinato, stavamo parlando appunto della tassazione delle pensioni, ma tra i tanti aspetti che vi hanno tenuti impegnati in questo 2023 ce n'è uno di particolare rilevanza per quanto riguarda soprattutto la popolazione anziana, ma anche ovviamente tutte le famiglie, un problema che si sta progressivamente aggravando, che è quello della sanità e soprattutto dell'assistenza agli anziani, delle RSA. Sì, allora prima di affrontare questo tema che è complicato, volevo solo terminare su una cosa, su una chicca che c'è messa, che è dentro alla legge di bilancio di quest'anno e che è passata inosservata, sulla quale noi abbiamo presentato un emendamento. Cioè, c'è dentro, siccome si è visto che l'inflazione non è più allo 0,5, all'1% e quindi insignificante, ma è alta, si è messo dentro alla legge di governo una clausola, alla legge di bilancio, una clausola che dice che propone di utilizzare non più l'indice Istat per la indicizzazione delle pensioni e quindi anche di altre cose, ma il deflatore del PIL. Senza star qui a spiegare che cos'è, vi dico solo che la differenza intanto fra l'inflazione reale e quella dell'Istat è già un 4% nel biennio, cioè costata un 4%. Se avessimo utilizzato il deflatore sarebbe stato un altro 6%, cioè quindi si sarebbe perso un 10%. Quindi c'è questa roba dentro e stiamo cercando di combattere perché non passi, perché altrimenti il rischio è che d'ora in poi le pensioni vengano, e anche tutto il resto, vengano indicizzati molto meno rispetto a quello che si spende realmente come aumento del costo della vita. Sì, poi noi siamo stati impegnati in un campo complesso che è quello della sanità, dove continuiamo a fare le battaglie, perché quando si parla di lista di attesa, quando si parla di prestazioni mediche, quando si parla di sanità che viene spostata al privato perché il pubblico non risponde, ma non che non risponde perché non vuole, perché non può, perché vengono tagliate i finanziamenti, non si assumono le persone, non ci sono i medici. Quando si parla ieri di questo, c'era anche lo sciopero, no, di diverse sigle sindacali di infermieri e di medici che hanno manifestato. Quando si parla di questo, non tutti i cittadini vengono colpiti in maniera uguale, vengono colpiti molto di più i cittadini più poveri, fra i quali ci sono anche tutti i pensionati che hanno i 500 e i 600 euro di pensione minima e che molto spesso sono costretti a rinunciare alle cure perché non possono permettersi di andare nella sanità privata o di pagarsi la visita, e quindi o aspettano un anno per una visita, per una TAC, per una ecografia, oppure sono costretti a rinunciare a curarsi. Ecco, credo che in un paese democratico, un paese civile, questa cosa non possa essere ammessa. L'altro tema lo vediamo tra un attimo perché abbiamo un telespettatore che ci chiama. Buongiorno, chi parla?
Sì, buongiorno, sono il dottor Pavanello, chiamo da Belluno. Buongiorno. Buongiorno, io in realtà sono un pensionato all'estero, sì, sono cittadino italiano e cittadino brasiliano, è nato in questo paese, è nato in Italia, con una famiglia e un bambino piccolo all'estero. E quindi io mi trovo in una condizione in cui mai nessun sindacato ne ha parlato, mai nessun parlamentare all'estero ne ha parlato, nonostante che siamo ormai 6 milioni di italiani all'estero. Allora, l'assegno unico dei bambini, io pur lasciando l'IRPEF in Italia, perché lascio l'IRPEF in Italia? Perché per un accordo, che ancora è un accordo vecchio del 63, solo i primi $5.000 i primi $5.000 non vengono tassati, poi il resto è il 23%, quindi lascio l'IRPEF in Italia, però l'assegno unico per mio figlio di 3 anni io non lo ricevo. Le sembra una cosa giusta? Ma il figlio deve essere residente in Italia, allora perché io devo versare l'IRPEF in Italia se a mio figlio non è riconosciuto l'assegno unico? Però fatalità, ai cittadini stranieri che vivono all'estero viene ancora riconosciuto l'assegno familiare. Allora questa mi pare un'incongruenza incredibile. Poi quelle che sono le perequazioni che il signore giustamente sta parlando, che fra un po' di anni avanti di questo passo molto probabilmente non ci troveremo più a passo con i tempi con la pensione, ma saremo dei morti di fame. Allora io vorrei chiedere, quando la gente se ne va all'estero deve fare i conti con il cambio del denaro che va a perdere tantissimo, e non è vero quando dicono i pensionati all'estero vanno a stare meglio. Io sono all'estero per una condizione familiare, ma non perché sto meglio, perché se fossi in Italia starei 3 volte meglio, non dovrei subire il problema del cambio del denaro, avrei tutte le mie perequazioni come ce li hanno gli italiani, eppure ho lavorato 42 anni e 10 mesi in Italia e sono anche andato in pensione come statale. Ecco cosa mi trovo oggi, ad essere penalizzato fuori dal mondo per una mia scelta familiare, perché ho un figlio all'estero piccolino e perché per varie ragioni alla fine ci si raggruppa a familiarità. Quindi non sono un italiano di quelli che ha deciso me ne vado, però non trovo giusto che io devo lasciare un IRPEF in Italia senza ricevere assolutamente questo assegno unico che ne avrei diritto, perché sono un italiano, perché il mio reddito l'ho prodotto in Italia e perché la mia pensione è italiana, ma nessuno ha fatto niente per questo. Allora io dico che i 6 milioni di italiani che sono all'estero, quando è il momento di votare, anche se il numero non è altissimo, però dovrebbero veramente pensarci sopra, prima di votare una nazione in cui non ti assiste per niente, perché le pratiche consolari sono costosissime e quando vai in pensione in realtà te ne trovi un quarto in meno rispetto agli altri, perché se ci mettiamo a fare i conti a pennello vi posso garantire che è così. Grazie, allora grazie per Io averci spero che i sindacati telefonato. facciano realmente qualcosa, perché siamo penalizzati totalmente, e per gli italiani in Italia è la stessa cosa, perché in realtà questo governo qua di destra per me non sta facendo meno che niente. Grazie allora per averci chiamato. Allora è una situazione particolare questa, ma che pone comunque delle riflessioni. Senz'altro è una situazione particolare. Alcune questioni vengono affrontate e trattate da convenzioni fra paesi, fra l'Italia e paesi stranieri. Io mi ricordo che abbiamo vinto una causa proprio qua a Treviso con l'INPS per il riconoscimento di genitori che però lavoravano in Italia e avevano i figli all'estero, perché comunque erano dei figli all'estero. Quando è stata fatta la modifica dell'assegno familiare, questa anomalia è stata accentuata, nel senso che hanno stabilito che i figli che sono all'estero, lo hanno stabilito per legge, i figli che sono all'estero non hanno diritto allo stipendio, anche se io lavoro in Italia e risiedo in Italia. È un tema che va eventualmente chiarito e modificato, e capito anche il tipo di profondità che ha questa situazione, dal Parlamento perlomeno, o dal governo, se fa un decreto
ripeto, ovviamente noi possiamo solo segnalare queste situazioni e queste situazioni anomale. Ripeto, quando mi sono imbattuto personalmente in una situazione di questo tipo, c'era ancora la vecchia modalità e chi lavorava in Italia pur avendo i figli all'estero, però erano riconosciuti, hanno avuto il riconoscimento dell'assegno familiare e anche gli arretrati in questo caso. Ma è un tema, come dire, un po' controverso che non dipende ovviamente dal sindacato, se non nel segnalare queste anomalie e capire quanto profonde sono. Sull'altro aspetto, sul fatto che è bene pensarci sopra prima di andare a votare, purtroppo lo stanno facendo in tanti, tanto è vero che l'astensione al voto è molto molto pronunciata anche quando si va a scegliere il sindaco. E questo non è un bel segnale per la democrazia di un paese, perché i cittadini quando partecipano possono dire la loro, magari sbagliano e possono anche cambiare idea, ma quando non partecipano scelgono sempre gli altri e gli altri sono quelli che il problema del cittadino specifico non ce l'hanno. Ecco, allora un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa, sono Sebastiano D'Abano, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Io volevo dire due cose. La prima cosa, io ho 46 anni e purtroppo ho 20 anni di contributi, perché per motivi personali non ho potuto lavorare prima. E allora che succede? Io ora ne ho 46, mi mancherebbero altri 22 anni di contributi, quindi significa che io a 70 anni circa vado in pensione. Ora io voglio eventualmente, se lo Stato quando vado in pensione mi regala anche una bara, perché poi a 70 anni lei mi dica una come può andare in pensione una persona, dipende dal lavoro che fai, perché se una lavora in un cantiere, lavora cosa che fai a 70 anni lo metti a lavorare e poi si parla tanto di sicurezza, cioè lei si immagina una a 70 anni che lavora ancora nel cantiere. Quindi si parla di naturalmente sicurezza. Poi per quanto riguarda, c'è stato lo sciopero dove Salvini ha detto non 8 ore di sciopero ma 4 ore, perché dice altrimenti crei disagio. Ma scusate, ma lo sciopero per che cosa si fa? Si fa lo sciopero per creare disagio, perché tu devi fare lo sciopero per creare disagio, perché se fa uno sciopero e non crei disagio, che sciopero è? E qua mi meraviglio dei sindacati che hanno permesso, perché dovevano dire no, lo sciopero si fa 8 ore, non me ne frega niente, i lavoratori fanno lo sciopero perché è un diritto, invece ci hanno tolto pure quello, il diritto di fare lo sciopero, soltanto che gli italiani siamo un popolo di imbecilli, perché se non ci danno un gol allo stadio scendiamo e rigottiamo le città. Ci togliono i diritti e i doveri di tutto, siamo zitti come tanti pecoroni, perché gli italiani siamo tanto a gridare ma siamo tanto anche pecoroni. La ringrazio e mi scusi per lo sfogo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, anche qui i temi sollevati sono diversi. Visentini. Sulla questione del precetto, perché quella è una legge e come dire, è nelle disponibilità del Ministro di precettare alcuni lavoratori per alcune questioni. Noi abbiamo impugnato quel precetto, quel provvedimento, e adesso ci sarà un tribunale che dirà chi ha torto o chi ha ragione. Ovviamente lo sciopero è stato modificato e trasformato a 4 ore secondo il precetto, perché là non rispondeva il sindacato politicamente, il sindacato o anche economicamente il sindacato di quella scelta, ma il rischio era che ci fossero delle ricadute anche sotto l'aspetto, come dire, penale per quanto riguarda i lavoratori che avrebbero aderito allo sciopero, e il sindacato ovviamente tutela i lavoratori e non li mette da soli di fronte a una come dire, non osservanza della legge. Il sindacato è sempre dalla parte della legalità, anche quando la legalità è forzata come in questo caso, però assicuriamo a tutti che CGIL e UIL, che hanno proclamato quello sciopero e hanno dovuto subire quella vessazione della precettazione, hanno impugnato di fronte al tribunale quel provvedimento e qualcuno risponderà.
prima o dopo. Quindi si vedrà. Ecco, per quanto riguarda invece l'età della pensione, gente che a 70 anni ancora lavora sulle impalcature. Allora, il meccanismo delle pensioni è un meccanismo, come dire, e è anche giusto che sia così, perché poi bisogna fare i conti anche coi soldi. Il meccanismo, se no torniamo a un'idea di baby pensioni di qualche anno fa. Cioè, il meccanismo deve stare in equilibrio, cioè uno versa il 30% del suo stipendio medio fra lui e l'azienda, quota lavoratore e quota azienda, per 40 anni e sta in pensione col 70% 20 anni. Il meccanismo è questo e quindi il sistema sta in equilibrio. Chiaro che se uno lavora poco nel corso della sua vita o si accontenta di una pensione inferiore perché ha versato di meno oppure lavora di più per arrivare ad avere. Il problema qual è? Il limite sul quale si deve andare in pensione. Infatti noi stiamo dicendo che il limite di 67, che è quello attuale, è troppo alto, specialmente per alcuni lavori. Allora, se uno fa un lavoro impiegatizio, può anche, se sta bene, stare in ufficio fino a 67 anni. Se uno va nell'impalcatura, magari no. Quindi il limite che dovrebbe essere cambiato, lo stiamo chiedendo da sempre, è quello dell'andare in pensione. Poi sarà il lavoratore che decide se vuole andare in pensione sapendo che prende meno di pensione o se vuole continuare a lavorare per aumentare il monte contributivo e aumentare la sua pensione. Detto questo, telespettatore in teoria a 67 anni può andare in pensione, andrà in pensione però non con la pensione, non con i 42 anni di contributi, con i 38 e quindi avrà una pensione più bassa. In teoria può anche smettere di lavorare se ha di che vivere, perché con 20 anni di contributi si è maturato il diritto al minimo, che però si prende a 67 anni. Esatto. Certo. E quindi se uno ha di che vivere può anche decidere di smettere prima. Noi cosa stiamo dicendo? Che le pensioni devono essere, come dire, riformate sia nel sistema dell'anzianità, perché bisogna distinguere fra un tipo di lavoro e un altro, gravosi, non gravosi, usuranti, eccetera, eccetera, e quindi consentire alle persone di andare via prima, e dall'altra in ogni caso fare in modo che uno che ha lavorato vada in pensione con la dignità di poter vivere, quindi con una pensione di garanzia. Questa cosa riguarda soprattutto i giovani, che se hanno una carriera lunga e discontinua, alla fine rischiano di aver lavorato 40 anni ma andare in pensione con una miseria. Quindi la pensione non deve più essere solo ed esclusivamente contributiva, ma deve essere una pensione che abbia una garanzia di un minimo da caricare probabilmente nella fiscalità generale, facendo pagare tutte le tasse magari, e tutti uguali, oppure e poi magari aggiungere una parte che è quella specifica contributiva, che si chiama pensione di garanzia. Questa è una proposta unitaria del sindacato, una rivendicazione, neanche una proposta, abbiamo fatto anche delle azioni su questo, che ha ormai qualche anno. Il problema vero è che dal punto di vista dei soldi, la politica che ha in mano i bilanci preferisce mettere i soldi dall'altra parte, preferisce abbassare le tasse al lavoratore autonomo, preferisce a tutti i lavoratori, perché se le abbassassero a quelli che hanno 20.000 euro, uno dice va bene, ma li abbassano a quelli che guadagnano 100.000 euro, allora non si capisce perché uno che guadagna 100.000 euro da autonomo paga il 15% e un dipendente paga il 50% di tasse. Cioè, che differenza c'è se per 100.000 euro sono? Quindi si preferisce non andare a prendere i soldi dove ci sono e quei pochi che ci sono spenderli anche su altre questioni, sui condoni, non ultimo il ponte sullo Stretto di Messina, che è una roba che sta girando da sempre, eccetera. Ecco, quindi purtroppo il sindacato fa il suo, la politica fa fatica, come dire, ad ascoltare questo, perché deve ascoltare anche quelli che sono i loro referenti elettorali, e finché noi andremo a votare e voteremo, quei pochi che vanno a votare ormai voteranno
qualcuno che la pensa in maniera diversa dal sindacato, il risultato probabilmente è questo. Non so se ha risposto, ma la situazione è questa. Ecco, allora abbiamo ancora pochi minuti. Mi piaceva, Visentin, concludere questa puntata con un'iniziativa che voi avete in programma per domani. Abbiamo anche una locandina da farvi vedere, se la regia la vuole mandare in onda. Eccola qui, domani 7 dicembre dalle 9 alle 12 presso l'auditorium della provincia di Treviso in via Caldibreda, Il corpo mi appartiene. Sì, noi questa iniziativa l'avevamo pensata ancora qualche tempo fa. Purtroppo, dico purtroppo, è di stringente attualità per i fatti di cronaca che sono successi. Però dentro al sindacato, dentro alla CGIL, il dibattito su come dire, la differenza di genere e la valorizzazione dei generi credo sia ormai a un punto avanzato e però non siamo arrivati ancora a conclusione della nostra discussione, e questo è uno di quei momenti, di quei passaggi dove proviamo a fare della formazione ai dipendenti della CGIL, ai delegati, a chi vuole venire insomma a fare questa discussione con noi, e avremo modo appunto di discutere su questioni di valorizzazione anche e di salvaguardia della discussione sul genere, perché penso che la nostra società abbia preso una deriva che è una deriva pericolosa, perché quando come dire, si uccidono le donne, quando si penalizzano le donne, e una ricerca che abbiamo fatto qualche mese fa si vedeva benissimo i redditi tra donne e uomini in provincia di Treviso in base anche all'età anagrafica variano con una differenza dai 3.000 ai 10.000 euro di differenza fra il reddito dei maschi e il reddito delle femmine. In meno per le donne, in meno purtroppo per le donne. Ecco, credo che ci sia molto lavoro da fare e noi siamo impegnati in questa discussione, in questo dibattito, e lo facciamo con uno storico che è Francesco Filippi, che è già venuto per altre questioni a fare della formazione dentro in CGIL, e con Gigliola Tessari, che è una ginecologa del consultorio di Vittorio Veneto. Ecco, questo è un dibattito che ci impegna ancora una volta e ancora di più a entrare nel merito di queste questioni, che purtroppo sono all'attualità per dei fatti di cronaca gravi, e vorremmo invece diventassero di attualità per dei fatti di cronaca, come dire, molto meno gravi, anzi di cronaca positiva. Ecco, perché tanta strada purtroppo c'è ancora da fare. Quindi domani Il corpo mi appartiene, 7 dicembre dalle 9 alle 12 all'auditorium della provincia di Treviso. È tutto per questa puntata, io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Mauro Visentine, grazie a Luigino Tasinato, grazie anche a tutti voi telespettatori che ci avete seguito da casa. Buon pomeriggio, vi lasciamo al film di Antenna 3.